Oggi a Villorba, presso la sede provinciale di Treviso di Veneto Stato, si è tenuta la presentazione di Antonio Guadagnini, il candidato presidente alle prossime elezioni provinciali di Treviso del 15 e 16 maggio. La campagna elettorale di Antonio Guadagnini è incentrata su due punti principali: la lotta agli sprechi dell'attuale gestione del candidato leghista Muraro e in primis, appunto, all'interno di questo punto, la vendita di quella che Antonio Guadagnini ha definito la reggia di Versailles di Sant'Artemio, che è costata ai cittadini 85 milioni di euro. Un secondo punto importante che sarà fulcro della campagna elettorale di Guadagnini è la denuncia della fallimentare politica di immigrazione messa in atto dalla Lega Nord. Di fatto, con le dichiarazioni di Luca Zaia e di Muraro di questi giorni, è emerso, dice Guadagnini, come la Lega Nord da un lato prometta ai veneti degli obiettivi demagogici per poi in realtà mettere in pratica una politica che è servile al governo di Roma. Lusso che non ha nessuna giustificazione, quindi la sede si vende. Possiamo fare una battuta al microfono se i colleghi non hanno domande? Poi due parole anche sugli immigrati, perché anche in questo caso sembrava che Zaia, lo hanno sempre detto, Zaia fino a ieri diceva non arriverà nessun clandestino, solo profughi, solo rifugiati politici, cioè solo libici, eritrei, arriveranno 2-3 mila tunisini clandestini e se li cuca. Allora, il ciclo dei rifiuti, gestisce il gas, adesso gestito in modo scandaloso, e i trasporti in attesa di arrivare ovviamente al SMFR, cioè alla metropolitana di superficie che interesserà tutta la regione. Nel frattempo bisogna fare dei passi in questa direzione. Addio Sant'Artemio, uno dei punti ai quali credete di più sostanzialmente. Sant'Artemio è una reggia, Luigi XIV poteva farsi Versailles, Leonardo Muraro non può usare i soldi pubblici per farsi la reggia. Il parco è più o meno delle stesse dimensioni, mi pare, la reggia per fortuna è più piccolina, però facendo le proporzioni fra la Francia del 1300 e la provincia e la Marca di quest'anno ci siamo, voglio dire, quella sede va venduta, la provincia può essere gestita in sedi molto più piccole, eventualmente